Bentrovate cari amiche e cari amici di Teleregione Sardegna. Oggi 37 gradi e mezzo è tornato ad Oristano per portarvi in casa di un artista giovane che sta piano piano emergendo in questo difficilissimo panorama, sta affermando il suo valore e vi posso garantire che veramente vale la pena di andare a conoscerlo più da vicino. Sto parlando di Tonino Mattu che è qui al mio fianco. Allora Tonino, prima di tutto, come tu hai fatto degli studi molto diversi, non hai fatto un percorso in un istituto d'arte, voglio dire, quindi è strana questa cosa, la passione, proprio veramente è un dono naturale quello che tu hai, sei dotato e di conseguenza come l'hai scoperta, come l'hai coltivata e piano piano come sei arrivato ad affinare la tecnica che stai usando adesso nella composizione dei tuoi lavori. Sì. Allora, buongiorno a tutti per prima cosa. Io ho iniziato a dipingere fin da bambino, no? Spesso si inizia a quell'età, quasi per gioco, riempiendo gli album da disegno. Effettivamente i miei studi sono stati del tutto diversi rispetto a quelli del mondo dell'arte, totalmente paralleli. Io mi sono laureato in giurisprudenza. Però, nonostante questo, durante gli anni della laurea, mentre prendevo la laurea, continuavo a coltivare la mia passione per la pittura specialmente. Cosa è successo? Che alla fine la mia predisposizione per le arti visive è riuscita a oltrepassare quella che poteva essere l'intento classico di proseguire poi la carriera in base agli studi che io ho effettuato. Quindi sono un autodidatta. Nonostante questo, credo di aver studiato in maniera quasi accademica quelle che sono le tecniche e gli strumenti pittorici che normalmente si devono conoscere per poter riuscire a realizzare le proprie idee in pittura. Quindi la mia formazione, pur essendo appunto da autodidatta, comunque mi ha comportato, cioè è stato necessario per me comunque approfondire quelli che sono proprio gli aspetti tecnici che molto spesso sono studiati appunto nelle accademie o nelle scuole d'arte. Quindi autodidatta sì, ma comunque sempre con un occhio di riguardo verso comunque le tecniche e l'approfondimento quasi scientifico Perché c'è chiaramente molto importante la proporzione, dare l'idea del movimento. Nella pittura, come anche nella fotografia, si dice che un'opera parli, cioè ti deve dare questo pugno improvviso nello stomaco e secondo me tu con quello che stai realizzando un pugno molto forte, cari amici telespettatori, sullo stomaco o in fronte di chi guarda le opere di Tonino, che poi andremo a scoprire un po' più nel dettaglio, lo dà sicuramente, ma ogni artista, Tonino, si ispira magari a qualcun altro. Tu hai avuto maestri, vedo per esempio che usi colori, potrei anche definirli cupi in un certo qual modo, queste figure sfocate. Ecco, ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Dunque io non ho un artista preciso di riferimento, ci sono vari artisti che io ho guardato nel corso degli anni, che poi sono artisti che partono, non so, dal 1300, come io ho guardato molto ad esempio all'arte sacra del 1300, così come possono essere artisti a noi contemporanei. Quindi un artista precisamente non potrei farlo, non potrei fare un nome di preciso, sarebbe una lista molto lunga. Perché poi credo che una dote per un artista o presunto tale, poi questo si deciderà col tempo, se lo sia quella di saper cogliere dai tuoi colleghi o delle persone che sono venute prima di te degli aspetti che
tu sai fare i tuoi e reinterpretarli in funzione di quello che tu vuoi dire, perché personalmente credo che la tecnica consista in quello, nella capacità di realizzare quello che tu hai in mente. Spesso si confonde la tecnica con la capacità di rappresentare mimeticamente la realtà. Io la considero più la capacità di rappresentare quello che precisamente si ha in testa quando ci si approccia ad un'opera d'arte. Ecco, come per tutto quello che avviene sia nel campo del lavoro, quindi sicuramente anche nel campo artistico, ognuno di noi vuole lasciare la sua impronta, vuole trasmettere il suo messaggio. Tonino Mattu, che tipo di messaggio, che discorso, cosa vuole dire con il suo lavoro, con la sua arte? Ecco, che messaggio vuoi dare, Tonino, tu? Dunque, la mia è un'arte che, dunque, essendo, allora io ho sempre pensato, dunque, l'artista non parla mai di un tempo passato o o di un tempo futuro, parla sempre di un tempo presente. Quindi quello che io cerco di rappresentare attraverso le mie pitture, perché poi principalmente la mia disciplina è la pittura, anche se a volte faccio installazione, assemblaggio di oggetti, è quello di cogliere gli aspetti del sociale, gli aspetti politici, religiosi, etici che mi circondano e cercarne di dare una mia interpretazione, del tutto personale. Quindi non potrei ora in poche parole definire precisamente quelli che sono i miei intenti artistici. Diciamo che è un'arte che guarda al presente immediato, proprio il presente che ci circonda. Come chi scrive una canzone vive l'emozione di quel momento, coglie spunto da una situazione che gli è appena capitata o di cui è appena stato testimone, chiaramente anche l'artista esprime in questa maniera quello che succede, e i tempi che stiamo vivendo, almeno a vedere i colori che tu stai usando, non sono certamente dei più felici. Ecco, io intanto questa prima parte della nostra chiacchierata con Tonino Mattu, un giovane artista oristanese, tra l'altro originario della bellissima Fonni, lo concluderei qui, perché voglio, cari amici, invitarvi a continuare a seguirci, perché vi voglio far conoscere, come ho detto prima, più nel dettaglio le opere, i lavori, le composizioni di Tonino Mattu. Andremo a scoprire alcune sue composizioni che sono veramente di grandissimo pregio, per cui vi invito a continuare a seguirci. Alla prossima puntata di 37 gradi e mezzo.